Rieccoci allora amici qui a Ragioniamoci Sopra. Abbiamo detto che finora che insomma la Corte dei Conti, in poche parole, sostiene che 2 dati, cioè la riscossione dei tributi a livello comunale vede, le regioni del centro i territori del centro-sud che, porca miseria, insomma, non è che brillino, mentre le regioni del centro-nord, sono più avanzate. Allora, è il solito discorso, noi dicevamo la benissimo ovviamente avere un federalismo equo, un'autonomia equa e ci mancherebbe altro, sulla carta, però è anche vero che se vuoi un'equità nei servizi la devi avere anche nei diritti, la devi avere anche nei doveri. Cioè non è che può essere che uno abbia dei soldi, però non si com non fa, cioè se io non pago il bollo in una regione, Lombardia, m'arriva a casa qualcosa, mi vengono a trovare e la gente paga. Non tutti, 1 su 4 non paga, però il 75% mediamente sì. A Centro-Sud, se m'arriva a casa la riscossione del tributo, 1 su 2 non paga. E insomma, abbiamo detto che è un problema qua, perché poi, tutta l'autonomia si basa sulle risorse. A proposito di risorse, è incredibile appunto la polemica che sta nascendo attorno a alla nuova bozza della legge Calderoli che dovrà essere appunto riportata avanti dopo i vari interventi della Corte Costituzionale che hanno definito non incostituzionale al 13 punti, lo ricordiamo che invece 38 ricorsi sono stati bocciati dalla Consulta, presentati da Sardegna, Toscana, Campania e Puglia. Cioè quelli che dicono che hanno vinto, in realtà per 38 voti si sono visti dire un no dalla Consulta tra inammissibile e, non legittimo come ricorso, mentre in 13 casi, i ricorsi sono stati accettati e la Consulta ha scritto in più di metà di questi 13, punti contestati come riscrivere la legge. Per cui adesso il ministro Calderoli, siccome poi uno dei temi fondamentali era, fissare i LEP, che non dovrebbero essere fissati secondo la Consulta da un decreto ministeriale, ma diciamo dovranno essere approvati dal Parlamento, è arrivata questa nuova bozza. No, l'autonomia, con la nuova bozza se ne è parlato nei giorni scorsi, la novità è che praticamente, ci son solo 12 materie dove in teoria si dovrà intervenire sui LEP, cioè sui livelli essenziali di prestazione, cioè fissare chiamiamolo noi lo diciamo sempre, un minimo comune sindacale di servizi che devono essere più o meno uniformi o garantiti in tutto il territorio nazionale. Queste materie sono tutela e sicurezza del lavoro, istruzione, ricerca scientifica e sostegno dell'innovazione, alimentazione, ordinamento sportivo, governo del territorio, poi porti, aeroporti civili, grandi reti di trasporto e navigazione, ordinamento della comunicazione, energia, beni culturali, ambiente. E poi ogni singola materia è al suo interno suddivisa per temi e parametri, e cito un articolo della stampa che dice: "E questo cosa comporta? Che rende molto", dice la stampa, "rende molto complessa l'architettura della delega e dei futuri decreti che, passeranno per le commissioni parlamentari". Allora sì, giusto, però scusate, è la Consulta che ha chiesto questo. Cioè o se si segue la Consulta o non ce ne frega niente, dice: "No, ma è difficile signora Consulta, non possiamo", no, seguiamo la Consulta. In questo caso la Consulta tra l'altro ha detto che non puoi nemmeno trasferire materie, ma funzioni, e qui a ragioniamoci sopra, l'avevamo detto 1000 volte, le funzioni son tipo 600, cioè non è che son 3, per cui è ovvio che ogni praticamente materia a sua volta dovrà essere, come dire, spacchettata in 1000 rivoli, per dire, no, adesso sempre, la stampa fa questo esempio, il capo, dalle bozze: tutela e sicurezza del lavoro. Ci sono i principi e i criteri direttivi specifici che vengono individuati, che sono: i centri devono garantire accoglienza, prima informazione, formazione, orientamento di base, percorso che poi al patto di servizio e poi si parla di supporto e inserimento del lavoro, gestione degli incentivi alla mobilità, della conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura nei confronti di minori, eh.
Poi per dire dice, leggo questo articolo della stampa di qualche giorno fa, articolo 5, istruzione e organizzazione della rete scolastica. Qua si dice che i LEP riguardano l'articolazione dei cicli scolastici, quindi sistema integrato educazione, poi criteri per la determinazione dei curricula e dei programmi di studio. Si prosegue con valutazione, poi esame di stato, formazione delle classi, reclutamento del personale scolastico, pluralismo, inclusione, diritto allo studio, edilizia scolastica, innovazione digitale. Insomma ci son vari punti, no, chiaramente, che dovranno essere dipanati tutti uno per uno, votati. Son d'accordo anch'io che le commissioni parlamentari poi in teoria, se uno va a votare punto per punto i LEP di questa legge delega che dovrà poi essere approvata dal Parlamento, è ovvio che potremmo andare, non dico alle calende greche, però quasi. Però ragazzi, questo è quello che ha scritto la Consulta. Ahimè, diciamola tutta, questo come minimo si arriva a fine legislatura. Cioè, se sono 12 materie, perché son state tolte quelle che in teoria la Consulta dice no, per dire no. È incredibile, no, non c'è la sanità. Faccio un esempio, ma, la sanità è già regionale, che abbiamo parlato prima nella quindi non si riesce a capire. Bisogna fissare sti LEP, livelli essenziali di prestazione, voce per voce, funzione per funzione da assegnare ai territori. È un percorso mostruoso, ma non può essere criticato per dire: "Ah, ma adesso ne mancano tanti", ma cioè è la Consulta che ha messo questi paletti e bisogna seguire questi paletti. Ma un'altra roba incredibile è quello che si dice: ma adesso in questa nuova bozza della legge Calderoli non ci sono le risorse". Ma porca miseria ragazzi, cioè prima capire cioè come si fa a dire, che la nuova bozza di Calderoli c'è la nuova bozza ma non ci sono i soldi per il Sud? Cioè ma veramente, come direbbe Prodi, questo è fare una politica volgare, no, cioè è una roba volgare, no, ma non perché non bisogna parlare di soldi, qui ragioniamoci sopra, parliamo sempre solo dei soldi, perché il tema dell'autonomia si basa non sul fatto se uno ama o no il tricolore, uno ama o no, non so, i simboli dell'Italia, ma uno se ha i soldi per fare migliorare la vita dei cittadini, fine, no, e che non blocchi l'attività economica, i posti di lavoro e le aziende in modo che i cittadini stiano meglio, cioè quindi non è che parliamo di questioni culturali o di amore per un territorio, cioè quello è un altro discorso ancora e non c'entra niente con l'autonomia differenziata. Qua si parla di soldi, però dire che non ci sono i soldi per il Sud nella nuova bozza legge Calderoli mi sembra non tanto, appunto, come direbbe Prodi, volgare, un modo volgare, ma, ehm, cioè s prima devo fissare i LEP, come ha detto la Consulta, cioè se tu allora, legge Calderoli, se segui la Consulta, non va bene. Prima ha detto bisogna seguire la Consulta. Ah no, scusate, prima l'ho detto che legge Calderoli è incostituzionale. Calderoli presentata la legge, 4 regioni fanno ricorso come abbiamo detto, si raccolgono anche più di 1 milione di firme, che poi la Consulta dice: "No, non si va fatto il referendum", perché è scritto male, diciamolo, scritto male. Ehm, quindi la Consulta con 2 sentenze dice praticamente come bisogna scrivere la legge, per essere aderente alla Costituzione. Nessuno aveva mai scritto una legge sull'autonomia, nessuno, neanche quelli che han proposto, cioè centrosinistra. Calderoli propone una nuova bozza, che dovrà giustamente essere sottoposta al Parlamento. Benissimo. Fissa tutti i cosi, e quindi se la Consulta dice: "Prima di tutto bisogna fissare i LEP", l'ha detto anche la Corte dei Conti prima nella relazione che avevamo citato, quella sul federalismo fiscale, dice che servono prima i LEP. Fissare prima i LEP perché in base al quale poi si può determinare tutto il percorso dell'autonomia differenziata, della delega, della gestione delle funzioni e dei soldi alle regioni o agli enti locali in base agli accordi che si prenderanno ovviamente. Allora, prima si fissano i LEP, poi dopo si parlerà di risorse, da dove vengono, da dove non vengono. Cioè dire: "Se in nuova bozza non ci sono i soldi per il Sud" è veramente una roba, cioè ribadisco quello che abbiamo detto sempre qui a Ragioniamoci Sopra, chi è contro l'autonomia non solo è contro la Costituzione, ma è contro il Sud, perché solo l'autonomia può portare
a accendere una luce, nella buio della notte della gestione della cosa pubblica in certe regioni del Mezzogiorno, che non è, ripeto, colpa dei cittadini, non è colpa di nessuno, è colpa proprio di un sistema che deresponsabilizza tutti, ehm, e quindi quando si va per buona volontà, ragazzi, cioè, qua al nord siamo in 30 milioni, c'abbiamo anche tutto un sistema infrastrutturale diverso, legato a uno sviluppo economico diverso, e quindi io non voglio dire che ci son persone migliori da una parte o dall'altra, ci mancherebbe altro, quello è un discorso che fanno i detrattori dell'autonomia, quello che vogliono portarti sul terreno del razzismo, minchiate varie. Qua si parla solo che proprio se tu sei un territorio dove, ahimè non c'è il treno, faccio un esempio: se tu dalla Calabria, devi andare, o da certe parti della Calabria vuoi andare a Milano, a per in certi ambiti c'è solo a volte il pullman. Certo, ovvio che c'è l'aeroporto, ma a volte ci sono i pullman. Certi territori sono inaccessibili perché non ci sono infrastrutture. Le infrastrutture son quelle che hanno permesso, diciamola tutta, al nord di essere sviluppato economicamente un po' più del sud, di avere performance diverse, di accogliere investimenti nuovi. Nonostante la Cassa del Mezzogiorno, non sono stati fatti, quindi la colpa non è certo del nord, ma di chi ha gestito la Cassa del Mezzogiorno. Così come se i fondi di coesione, tanto, come dire, coccolati, no, in certe regioni non vengono spesi, non è colpa del nord, o del colpa non è colpa dell'autonomia che non c'è, è colpa di chi per 1800 motivi non riesce, non è in grado di gestirli, perché mancano i progetti, perché non c'è il personale adeguato, perché tutto quello che sappiamo. Allora è ovvio che solo l'autonomia e la fissazione di paletti ben precisi può determinare una, ripartenza di uno Stato moderno, che può portare del bene ovviamente alla propria gente, ai propri cittadini, e come abbiamo detto prima, come diciamo sempre qui a Ragioniamoci Sopra, garantire servizi migliori, ma chiaramente anche garantire, che i doveri siano rispettati in tutto il territorio nazionale e non solo dove fa comodo. Detto questo, oggi 25 marzo, ehm In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Rieccoci amici qui a Ragioniamoci Sopra sempre con voi Giuliano Zulin. Parlavamo poco da fa adesso di Giuliano Amato che dice: "Ah, volete l'autonomia? Beh, aumentate le tasse locali, regionali, così vi pagate la vostra autonomia." Cioè, Giuliano Amato vuole introdurre una sorta di tassa sull'autonomia dopo che, lo ricordiamo, oltre 30 anni fa decise di prelevare, un po' di soldini dai conti correnti degli italiani a loro insaputa. Ma, il tema qual è, che dicevamo noi, oltre che essere, come dire, un messaggio brutto, perché dire se vai a una riforma la devi pagare, più che altro è ingiusto, nei confronti, perché non se ne parla più, no, del residuo fiscale, perché sembra una parolaccia, era una parola in voga negli a da da dal 2000 in poi, addirittura dagli anni '90, poi adesso non se ne parla più. Soprattutto dal 2019 praticamente, di fatto non c'è più niente. Banca d'Italia aveva pubblicato questo dato riferito ai residui fiscali delle regioni, e poi non ci ha più fatto niente. Se ne lamenta anche l'Osservatorio dei conti pubblici italiani dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, quello diciamo diretto da Carlo Cottarelli, proprio perché dice: "Non riusciamo nemmeno a certificare, quindi a creare anche numeri per un dibattito, perché poi non ci sono più." Siccome poi dopo magari, sai, subentra X che dice: "Ma il residuo fiscale è calato", Y che dice: "No, è aumentato", insomma una fonte autorevole manca, e Banca d'Italia purtroppo, incrociando i dati dal 2019, non li pubblica più. Speriamo in Dio che ritornino, ma non per altro, ma per avere anche una contezza proprio della situazione, e di come può anche essere migliorato o peggiorato, i numeri, possono essere migliorati o peggiorati i numeri.
Adesso per esempio noi dobbiamo basarci, guardando appunto quello che ci offre lo studio, l'analisi che ha fatto l'Università Cattolica appunto dell'Osservatorio Conti Pubblici di Carlo Cottarelli, vedere che situazione è, no, perché appunto Giuliano Amato dice: "Bisogna mettere una tassa sull'autonomia", cioè tu vuoi l'autonomia, te la paghi con più tasse. Però caro mio, però dobbiamo anche prima sistemare un qualcosa di giustizia fiscale legata proprio al residuo fiscale che per ora è completamente sbilanciato, che tra l'altro danneggia le regioni meridionali e danneggia anche le regioni settentrionali, cioè non è che sia una roba positiva. Facciamo dei sì, facciamo dei diamo dei numeri a caso, no, per dire. Allora, prendiamo 4 regioni che vogliono l'autonomia, che uno dice: "Perché le vuoi?" Allora, dati 2019 non saranno tanto diversi, per carità, però insomma non sono quelli nuovissimi. E allora, Piemonte, spesa primaria 60 miliardi, entrate, diciamo che arrivano, entrate tributarie che poi vanno a Roma, poi ritornano appunto sotto forma di spesa primaria, 63,6. Di fatto il residuo fiscale del Piemonte, cioè è un po' in credito di 3 miliardi e mezzo, 3,4 per la precisione. Poi un'altra regione che chiede l'autonomia differenziata è la Lombardia. Qua abbiamo una spesa primaria nel territorio di 132,5 miliardi ed entrate per 189,3, quindi il residuo fiscale della Lombardia è 56,8 miliardi, insomma tanta roba. Veneto, 62 miliardi di spesa primaria nel territorio, 73,4 le entrate che vanno a Roma e poi ritornano appunto come spesa primaria. Differenza 11 miliardi e 400 milioni di residuo fiscale. Lo ribadisco per essere precisi sempre, dati del 2019. C'è un'altra regione che ha un grande residuo fiscale che è l'Emilia Romagna, 12,4 miliardi, ma anche il Lazio 15,6 miliardi. Ci sono tasse per 97,2 miliardi pagate nel Lazio nel 2019 e che ritornano sotto forma di spesa pubblica, nonostante a Roma ci siano una marea di sedi, ovviamente di ministeri, enti, ci mancherebbe altro, però ci sono anche i cittadini che hanno bisogno di servizi, la spesa pubblica che arriva nel territorio è di 81,6 miliardi. Residuo fiscale di 15,6, paradossalmente appunto ben più alto di Veneto e di Emilia Romagna, che sono rispettivamente 11,4 e 12,4 miliardi. Questi sono dati che leggiamo sul sito dell'Osservatorio Conti Pubblici di Carlo Cottarelli, però vediamo invece chi è invece in super debito, chi ha un residuo. Allora, vediamo le regioni che si sono opposte alla riforma Calderoli, che hanno presentato ricorso alla Corte Costituzionale, no? Allora, se non vabbè, un'altra regione che chiede l'autonomia, per essere precisi, è la Liguria, che invece addirittura avrebbe un debito, cioè, no, riceve un po' di più di quello che dà come entrate, no, 0,9 miliardi. Eppure chiede l'autonomia. Vedete che non è sempre una questione di dire: "Ah". Detto questo, andiamo a vedere le regioni che hanno fatto ricorso contro la legge Calderoli di attuazione. Vediamo per esempio che c'è la Sardegna che ha 5,1 miliardi, cioè tra quello che versa come tasse e quello che riceve come spesa pubblica dovrebbe, come dire, riceve 5 miliardi e 100 milioni in più, dati il 2019, di quello che produce in termini di gettito, no, di entrate. Un'altra regione che si è alimentata che è lamentata di brutto è la Puglia, 12,7 miliardi in più riceve ogni anno di quello che produce a livello di entrate tributarie. E poi c'è la Campania, 16 miliardi di euro. Credo che sia la regione che ha il residuo fiscale a proprio vantaggio, anzi più che residuo, cioè come dire, il deficit fiscale più alto, perché il residuo è chi, come dire, è quella che dovrebbe restituire più soldi, 16 miliardi. Puglia 12,7, Sardegna 5,1, Toscana addirittura, invece la Toscana è un po' come le regioni che chiedono l'autonomia, è in credito di 2 miliardi l'anno, perché in Toscana
si produce un gettito, dati del 2019, lo ribadisco sempre per non essere travasato, travisato, dite quello la parola giusta, travasato è meglio. Produce 53,2 miliardi di gettito e ha una spesa, diciamo, primaria nel territorio toscano di 51,2, per cui è un po' in difetto di 2 miliardi, per cui la Toscana è contro l'autonomia nonostante sia in credito. La Liguria invece è pro autonomia nonostante sia in debito di poco, abbiamo detto qua, 0,9 miliardi, forse sarà anche migliorato, non lo so, questi sono i dati del 2019. Macro aree, il nord, centro-nord, il centro-nord ha un, come si dice, residuo fiscale, un credito di 95,9 miliardi. Ogni anno, tra soldi che vanno e soldi che ritornano nel territorio, c'è un buco di 95 miliardi. Al sud, nelle isole, invece c'è un debito, sarebbe un deficit fiscale di 64 miliardi. Risultato finale, l'Italia ogni anno, non a caso abbiamo il deficit, tra quello che tira su di entrate e quello che restituisce sotto forma di territorio, di spesa primaria, c'è un 31 miliardi, dato del 2019, no, questo qua. Persino l'Italia, ma l'Italia, questo cosa comporta? L'evasione fiscale se ne parla da 30 anni e abbiamo appena adesso detto adesso che non se ne parla più invece noi, perché i dati ufficiali, magari quelli che arrivano, dati della Banca d'Italia e dell'Istat, non escono più, non si sa perché. Ma la questione è questa: se Giuliano Amato dice che bisogna mettere una tassa per, chi vuole l'autonomia deve, tra virgolette, "aumentare le tasse locali" e se la paga, ironicamente, ma non fino a un certo punto, sì, però, c'è un problema proprio di giustizia fiscale. Cioè, quei 95 miliardi, che il centro-nord manda a Roma e si vede non ritornare nel proprio territorio. Ora non dico che è ovvio che c'è più popolazione, ci son più attività economiche, ci mancherebbe altro. Ed è come ovvio che esista, che debba esistere un fondo, chiamiamolo di perequazione tra i territori, perché come avviene per esempio in Spagna, che ne abbiamo parlato varie volte, qui ragioniamoci sopra, ci sono dei fondi comuni dove le regioni, le comunidades, chiamiamole così, più ricche, mandano dei fondi alle comunidades che sono un po' più indietro, affinché queste migliorino chiaramente, no, perché se io regione X do a te regione Y 10 miliardi l'anno, e però mi devi dire dove me li spendi, non è che li butto in un calderone, no. È un po' come se noi diamo 10 € a un amico, perché lui dice: "Ho bisogno", dice: "Vabbè, ma come li spendi? Io te ne do anche 20, ma come li spendi?" Stessa roba. Spero di essere stato chiaro, nel senso chiaro, vorremmo che ci sia più chiarezza anche a livello, perché i numeri sono noti, stranoti, arcinoti. Noi li ribadiamo spesso ogni volta perché è sempre, come dicevano i romani, repetita iuvant, e serve l'autonomia, non ce n'è altri discorsi. L'autonomia è la cura, per risolvere tutti i problemi dell'inefficienza dello Stato. Con uno Stato più forte, l'economia più forte e i cittadini stanno meglio, anche i meno abbienti, anzi soprattutto i meno abbienti, perché avrebbero servizi migliori di quelli che ci sono adesso, che vedono una disparità sempre più forte tra regioni, tra virgolette "ricche" e regioni, tra virgolette "povere", semplicemente per il fatto che non c'è l'autonomia. Noi ci risentiamo, ci rivediamo la prossima settimana. Da Giuliano Zelin, come sempre, ragioniamoci sopra. Viva Radio Libertà e buona autonomia a tutti. Ciao.